Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Processo Marlane, tutti gli imputati sono stati assolti anche in appello, la sentenza è stata emessa nel pomeriggio di oggi. Tutti assolti i dirigenti del gruppo Marlane e questa è la sentenza emessa nel pomeriggio di oggi dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Al centro del procedimento di secondo grado, lo ricordiamo, le morti sospette avvenute tra i dipendenti dello stabilimento tessile di Praia a Mare, un'inchiesta partita nel 1999 quando il primo filone di indagine aperto dalla Procura della Repubblica di Paola cercò di comprendere se ci fosse un nesso tra i decessi e le attività industriali effettuate nello stabilimento. Dalle denunce di alcuni dipendenti vennero alla luce le pessime condizioni di lavoro in cui erano costretti ad operare, un processo conclusosi poi in primo grado nel dicembre del 2014 con l'assoluzione piena di tutti gli imputati, ma ripartito poi in appello. Oggi dunque la sentenza, assolte anche in secondo grado le 13 persone che erano tutte accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, lesioni gravissime e disastro ambientale.